Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Tovena, ritorniamo a Tovena, Fiera Franca di Santi Simone Giuda, con il nostro graditissimo vicepresidente Lino Gazzarin. Sagra di qualità, la seconda nella provincia di Treviso. Certo. Ma si parte alla grande come sempre. Sì, ci hanno certificato l'altro anno, quindi potete venire tranquilli che mangerete bene, sicuro. Beh. Il piatto tipico Regina, il piatto Regina è la trippa più buona che ci sia. Poi abbiamo anche tante altre cose, tra le grigliate varie, tutti i piatti che troverete su qualsiasi sagra. Lino, quest'anno abbiamo visto tantissimi giovani avvicinarsi alla Proloco, quindi un doveroso grazie a tutti i volontari. Ma certamente, soprattutto i più giovani, bisogna dargli un esempio, una guida e metterli in una sagra a contatto con tutta l'altra gente, secondo me è una cosa che deve andare avanti e come si dice, e deve continuare così, è un passo giusto per i bambini piccoli. Bisogna crescere insieme alla Proloco per imparare a dare a se stessi e agli altri. Sì, difatti, vedo che sono tutti felici e contenti e fatti così. È un piacere essere a Tovena, è la sagra del mio paese, ma è soprattutto un bellissimo esempio della valorizzazione della comunità. Tante persone hanno la tradizione di mangiare la trippa alla tovenese, si ritrovano qui e questo ci fa particolarmente piacere, ma è anche un momento in cui la comunità riscopre se stessa, le sue radici e valorizza quelli che sono i suoi elementi peculiari. Lino, l'ultima cosa, poi ti lasciamo tornare al tuo servizio. Sicuramente gli eventi sono tanti fino al 31 ottobre, una breve carrellata per invitare tutti i telespettatori. Allora, per questa domenica c'è il Gioca Bimbi, tutti i giochi da strada per i bimbi. Dalla prossima settimana ci sarà un mercatino, la prossima avanti ancora ci sarà una mostra in una fiera franca degli animali e dei trattori. E ogni giorno di sabato e domenica ci saranno aperte le mostre, che ne abbiamo tre, quella della strada di 100 giorni, quella di Zattieri e abbiamo anche il museo parrocchiale e la chiesa visitabile con un esperto che spiegherà le varie bellezze che troverà all'interno. Grazie mille Lino e sicuramente vi aspettiamo qui alla sagra di San Simone Giuda, perché lo staff di Lino, Matteo e tutti i volontari vi aspettano per degustare delle ottime trippe, ma tutto anche il corollario di Tovena, che è un bellissimo territorio da visitare. Quindi appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille Lino, adesso andiamo a mangiare un boccone anche noi e ti ringraziamo nuovamente di tutto. No, grazie a voi e vi aspettiamo qui.